Saliamo a Portus, in questo caso da Canebola. La prima è andata. Brevetto non ufficiale, Portus, dura. L'ultimo pezzo cattivo. Oggi c'è foschia? Sì. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono aggregato a Matteo. Ciao. E Nicola. Più giù, ma tanto adesso ci recupera. Saliamo a Portus, in questo caso da Canebola. Quest'anno è l'anno dei brevetti. Sto facendo il brevetto Mataiur, brevetto Strade Bianche e guarda che panorama. Oggi facciamo il brevetto Portus. Brevetto Portus unofficial, non è ancora ufficiale. L'ufficialità. Questa è anche la salita dove c'è più vista delle tre. E abbiamo incrociato 6 macchine. Sì, bellissimo. ma è... Solo perché è orario di rientro a casa. Sì, ora dentro a casa. E là. Che non me lo ricordavo. Montefosca ci sono stato. Bella, no? Bellissima, anche riasfaltata quest'anno. Sì, sì, stupendo. Però non... Non so dirti da che parte. Io sono partito da San Pietro nella Tisone. Sì, l'hai fatto dal pulso. Sì, sì, sì. Ho fatto anche il video, quindi in caso puoi andare a vedertela perché è proprio bella riasfaltata. Ah, avevo visto, sì, ma non... Una bellissima giornata. Non è banale andare in salita così. Cioè, fai 100 metri, poi io sarei... No, mi chiedo anche la discesa. Buonasera. Ma va anche in discesa dopo? In discesa a piedi o con la macchina? Ah, ok. Buonasera. Mi pareva strano. Cazzo, in discesa ti uccidi. Grandissimo. Che bello. 40 minuti, 8 km e mezzo, 500 a dislivello. Sì. Vuoi fare una bella foto? Vai. Più avanti qui, a destra. Buonasera. Ciao. Salve. Ah, sì. Sì, sì. Ultimo pezzo dall'incrocio, duro. Non ho la traccia, ma lo so per racconti di terze persone, perché per di qua non sono mai passato in salita. Arriviamo a Portus e vi racconto che cosa andiamo a fare. Che bello, 25 gradi adesso. Oh, Eccoci, la prima è andata. fatta. L'ultima volta sono arrivato da lì, Sì. ho appoggiato la bici lì, il tempo di fare 6 passi per guardare il panorama, che pioveva, ha cominciato a grandinare e mi sono riparato là sotto. Sì, che non ripara niente. Madonna. Bellissimo. Ciao. Arrivederci, perché torneremo qui fra poco.
Oh. Dopo la discesa da Porzus vi racconto che cosa facciamo oggi. In pratica oggi facciamo il brevetto, adesso andiamo giù a Artemis, brevetto non ufficiale Porzus, così come brevetto Mataiur prevede che si facciano tutte le 6 salite fino in cima, che è quello che sto facendo, avrete già visto i video, o il brevetto Strade Bianche, anche di questo avete già visto il video, si prevede che si faccia tutto il giro certificato per avere proprio, appunto, per conseguire il brevetto. Noi oggi facciamo 3 salite a Porzus. Ecco, anche Matteo. Bella questa in discesa, eh? Figo. Abbiamo girato le bici e risaliamo da Porzus. Quanti chilometri sono? 8. 8 chilometri? Ok, ne abbiamo fatti 20. 8 chilometri, 500 metri più o meno? No, sono 800. 800? È tutta il 10 quindi. 10 no, medio. 9,5. Ma vabbè, dai. Facciamo 10. Facciamo 10. Fa più figo. Che pace. Bello qua. Questa è dura. Paradisiaca. Se non fosse per il 9%. Vive la bandiera, 15. E dopo paese. E lì dal paese in poi è il pezzo duro. Bene, tu? Bene. Non ti rispondi, ho detto boh, doveva essere via. Poi ultimo un certo pacco, ho detto boh, provo ad andare incontro. Hai fatto bene. Lo vediamo. Grande. Ho fatto una salita all'altra parte. Sei beccato. Vengo giù per di qua. Noi ne abbiamo ancora uno più indietro. Ah. Ma tanto ci aspettiamo su. O vediamo se fa una pausa per ricompattarci. Oh, questa è più dura. Qua tornante iconico. Bienvenido a Porzus. Manca la parte più dura. Quindi bienvenido un par de ciuffoli. Esatto, Sì, anche no. Aspetta là. Passagamba. Che spettacolo comunque, eh? Che tramonto. Peccato per la foschia, ma così. Se non ci fosse sta foschia qua sarebbe una terrazza spettacolare. Allora, Porzus dura, ma al tramonto così veramente figo. Dura. L'ultimo pezzo, qua ci mancherà 1 chilometro scarso, forse meno. Cattivo. Olè. Porzus numero 2. Se non avete visto il video di quando sono arrivato su da lì, ho preso la grandine e mi sono riparato lì sotto, ve lo lascio nell'icon in alto a destra. Allora, seconda salita fatta, ce ne manca una, dovremmo aver fatto una quarantina di chilometri, 2000 metri di dislivello. Scendiamo, dico dovremmo perché indovinate chi non ha caricato la batteria del Braito.
sono completamente dimenticato. Avevo l'8%, ho fatto un'ora e mezza e dopo si è arreso. Allora, qui potrebbe esserci dell'acqua. Più giù? Dobbiamo passare un paese, dopo il secondo paese. Ok, che bello adesso la sera. Che spettacolo! Che roba! Che terrazza! Borgo Bombardier. Andiamo fino al cartello. Hai detto volata al cartello? No, ho capito, ho capito. Di solito si fa. Di solito si fa. Last but not least, ultima salita. I ragazzi e il tramonto e ci aspetta, abbiamo appena fatto in discesa, una salita con l'asfalto nuovo, biliardo. Saliamo di nuovo a Porzus da Subit o Subit, non so come si dice, quindi chiedo a voi e chiedo al buon Stefano, qua tu sei ambassador totale di queste zone. Bello. Spero che si veda qualcosa con così poca luce da Insta. Senti che asfalto qua. Passo da solo. Madonna. Di qua che bello, rumore di cascata. Bellissimo. Bello, bello. Cosa c'è lassù? Che c'è la luce, la croce? Sono quasi contento di non avere batteria sul Raider S800, perché almeno non ho altre luci qua davanti. Mi concentro solo sulla strada, sui rumori della natura. Che bello. A poco più di metà salita, Borgo Cancellier, la pace di questo posto. Subit 7,29 sul livello del mare. Che roba. Qua ci siamo solo noi, non si vedrà niente di questa ripresa. Macchina, no? Bici? Ciao. È un altro temerario. Vedi, c'è un'altra temperatura. È un'altra temperatura adesso, Qua sarà 20, 19. Mamma mia, bellissimo. Che bello, che atmosfera. Eccoci. Cima Porzus. 3 di 3.
Che spettacolo, bellissimo. Scendiamo da dove siamo saliti prima, Canebola, quindi piccolo falsopiano, discesone lungo e torniamo a Faedis. Wow, che bello! Che figo! Ah. Fatto? Bello, Grande? bellissimo. Grande? Bellissimo, eh? Bellissimo. Allora, mentre torno a casa in macchina, sicuramente la prima cosa da dire è grazie a Matteo che ha proposto il giro al quale mi sono aggregato. Sono stato contento di averlo condiviso con lui e Nicola. Poi abbiamo incontrato anche Federico, che avete visto nel video durante la giornata in cui c'era in Friuli Venezia Giulia il Giro d'Italia. Abbiamo accompagnato Martina, che aveva pedalato tutte le tappe da sola. Nel giro di oggi sono riuscito a fare ancora una volta tutto quello che mi piace fare, cioè andare su salite inedite, quasi tutte, insieme a persone che non conoscevo prima, se non virtualmente. Sono riuscito a fare una cosa che non facevo da tantissimo tempo, che avevo sempre lì un po' fra i desideri, una notturna in bici da strada. Era veramente una vita che non pedalavo di notte in bici da strada. E figo, mi è piaciuto, veramente bello. La discesa di Canebola, avevo i brividi, un po' pelle d'oca da freddo, ammetto, ma un po' perché è stato veramente emozionante. Dopo la salita nel silenzio, con solo i rumori della natura, le luci in lontananza delle cittadine dei paesi, veramente è stato emozionante anche la discesa. Poi me la sono proprio goduta sia la salita che la discesa, veramente tanta roba, molto molto bello. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciatemi un commento. Il giro di oggi con Matteo e Nicola e anche poi con Federico è proprio la prova che sentirci da remoto, e nel vostro caso tenere gli occhi aperti su Instagram, c'è il link in descrizione, su Strava c'è il link in descrizione, per sapere quando programmo un giro, se riusciamo a trovarci per fare qualche chilometro insieme, anche come è stato il caso di Federico oggi, che sapeva dove saremmo andati e ha provato a incontrarci e ci ha beccato effettivamente sulla sua discesa a Porzus, la nostra risalita. Niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!